Barbara, mi puoi spiegare come hai fatto Come questa svolge la medicina? medicina? Allora, la medicina è semplicissima, si prende mezzo bicchiere d'acqua, 3 grani di sale, 3 grani di grano e niente, si fa il segno della croce, poi io dentro di me dico il tuo nome e faccio 3 volte con il grano e 3 volte con il sale le preghiere. Poi finite le mie preghiere faccio il segno della croce sopra di te, ti segno la testa in 3 punti con il segno della croce sempre e continuo a dire le preghiere. Finito così, te l'ho detto che devi bere 3 volte, devi bere 3 sorsetti prima e poi si continua. Poi se nel grano ci sono le bollicine è un segno di malocchio o di mal di testa, dipende dal malessere tuo. Se ci sono anche negli altri 2 grani le bollicine, allora si dovrebbe ripetere 3 volte, altre 2 volte praticamente, oppure consecutivamente per 2 giorni di seguito. E niente, dovresti star meglio, insomma, così. Ecco, noi abbiamo visto che tu recitavi le Sì, preghiere dentro di te, quindi certo. queste parole tu non puoi svelarle. No, Gioia, non posso. Per No, quale solo motivo? posso deciderlo io a insegnarlo a una persona, perché è una cosa che anche a me mi hanno donato i miei parenti, quindi devo solo trasmetterla in caso di donazione, questa persona le tenga segreta per sé, capito? Non so perché non si possa svelare, questa è una cosa che non so. Pare che non sia veri, non venga, Non funzioni non più? funzioni la medicina, sì, pare che sia così. Poi non ti so dire di preciso com'è Va effettivamente. bene. Ascolta, ma tu da quanti anni la fai? E io la faccio una vita, da molti, molti anni la faccio. Mm, Addirittura la faccio anche da lontano, tramite telefono, cioè mi danno solo nome e cognome e io lo faccio a Ti basta casa. solo il nome Basta della solo così persona? perché poi mi dicono zia oppure che Barbara, insomma sono stata bene, quindi anche tramite testa, capito, da lontano. Sì, è efficace anche così, E capito? a te chi l'ha insegnato? Una tua Una parente mia più zia, anziana? sì, 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 una mia zia anziana, molto anziana, quindi è un qualcosa che si tramanda, diciamo. Quindi io, volendo, ripeto, posso insegnarla, però che questa persona resti per molti anni, deve tenerla per sé, capito? Poi un Quanti domani anni? nella vecchiaia te la dà, Quanti sino a anni quando se sei ne... vecchia, Ah, sino a quando sei vecchia. quindi tu adesso non potresti No, ancora trasferirla? no, ancora no, ancora penso una decina d'anni, se sono viva, poi se non sono viva ci sarà qualcuno che la farà. D'accordo, ascolta, ci faresti vedere come la Certo, fai? molto volentieri. Spiego, si mette mezzo bicchiere d'acqua, si fa il segno della croce dopo e io dentro di me dico il nome della persona che sto facendo la medicina. Poi si prendono 3 granelli di sale e si dice Spray Brevus, le preghiere. Dopo fatto con il sale si prendono 3 granellini di grano e si dicono ancora altre preghiere. Nel frattempo però ci sono ancora altre preghiere, capito, tra il sale e il grano. Poi alla fine ti faccio bere 3 sorsi d'acqua, ti faccio il segno della croce a te e ti segno sopra la testa, la nuca e nella fronte 3 volte. E basta, e quella è la medicina. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù Cristo.
Secondo te, io non ho gli occhiali, non ho pensato di portare gli occhiali, ci vedi le bolle nel grano? Per me sì. Attaccate al grano? Attaccate al grano, ce n'è una da questa parte. Sì. Ecco, e quella praticamente è il mal di testa o uglio, come vogliamo dirlo. Quindi se tu vuoi bene adesso 3 volte. Boh, 3 sorsetti, Rita, altri 2, baby. Boh. E basta, bravissima. Poi 3 sorse 3 distanziate. sorsetti distanziati. Ok. Padre, Figlio, Spirito Santo, amen. Ecco, e adesso si inizia la medicina vera e propria dopo che io ti ho fatto le preghiere. Dio grazie, da Dio grazie. Vedi, questo te l'ho svelato. Poi ti metto le mani nella testa. Oh Signore. E per 3 volte ti tocco la testa così, ok? Sì. Poi mi bagno ancora il dito che ti segno dietro 3 volte, 3 croci praticamente, e continuo con la mia preghiera e poi 3 volte ti segno ancora con la testa, con le mani così, le mie mani. Ci siamo? Sì. Ancora. Avevi il trucco? No. No. Quello della fronte è sempre un po' più lungo, perché praticamente si fanno anche un po' di massaggi qua nelle tempie e nella fronte. E c'è un motivo particolare? Sì, un sollievo praticamente. Il sollievo dovrebbe arrivare prima, anche perché spostando il coso dalla fronte il sollievo arriva anche per quello. Tutti i poccoletti te li ho disfatti, mi dispiace. E io mi faccio il segno. È uscita la bollicina? Sì, quando c'è una bolla hai un qualcosa di malocchio, di mal di testa o malocchio può essere. Per il malocchio vero e proprio è quando il grano resta a galla, oppure quando negli altri 2 pezzi di grano ci sono anche le altre bolle, capito? Lì ce n'era solo da una parte di bollicina. Quindi è un inizio. È un inizio, sì, però appunto quando è così non si deve lasciare passare il giovedì e rifarla. Cioè quando tu senti questo dolore fortissimo, cioè ti senti male, c'hai questa nausea, brutta voglia, non so come prende a te, a me almeno prendeva così. E allora non deve passare il giovedì, devi andare subito da una persona che ti faccia questa medicina. E niente, e poi te la ripetono per 3 giorni, comunque per 3 volte. Oppure te la possono fare direttamente 3 volte consecutive, una appresso all'altra. Mentre mentre io sto dicendo le preghiere, mentre metto il grano e il sale nel bicchiere, se a me mi viene da sbadigliare moltissimo, se la persona sta male, io sbadiglio e sto male io stessa, proprio da questo coso nello stomaco, mi viene malessere generale alla testa, tutto il corpo, perché la persona effettivamente è molto colpita, è proprio sta male, o è svenuta o ha un altro malessere. Mi è capitato ultimamente una mamma che mi chiamò che il bambino stava male. Io le feci la medicina estetica così male e poi la richiamai e le dissi ma che cosa aveva il bambino, che cosa, e poi mi ha detto guarda era svenuto e poi si è alzato subito, mentre io mi sono accorta che tu le facevi la medicina e il bambino è stato benissimo. Quindi non so, dà anche questi effetti quando una persona è molto colpita. Io ricordo molti anni fa, quando è nata mia figlia, sono 34 anni fa, 35 anni fa, è morta una bambina in paese di questo del malocchio, praticamente gli si era spezzato il cuoricino. Perché purtroppo succedono anche queste cose. Sono delle persone che non hanno colpa, però hanno un qualcosa negli occhi che fissa nella pupilla della persona che ha a fianco, o sarà involontario, certo è involontariamente, perché nessuno lo fa di proposito, qualcosa del genere.
ci sono. E non era stata fatta la medicina? No, non era stata fatta la medicina, no. Quando l'hanno fatta ormai non c'era più niente da fare. Quindi le fecero l'autopsia e videro che il cuoricino era spaccato in due, perché colpisce il cuore. Detto quello. E non colpisce solo i bambini, ma anche le persone adulte, le persone di una certa età, perché è così per tutti. Come ci sono i fiori, anche i fiori, le piante, tutte queste cose. Ci sono gli animali, anche gli animali li ho fatti tante volte. Le piante raramente sono riuscita a risollevarle, non lo so perché, ma gli animali sì. Non si è intervenuto il tempo. No, forse, non lo so, però le persone sì, appena vengono mi ringraziano che stanno bene nuovamente. A meno che poi non ci sia qualcosa di diverso, allora è diverso. Se c'è un fattore psicologico, una malattia, però anche solo per il mal di testa comunque sono efficaci. Sì, anche solo per il mal di testa. Che sono sono preghiere, non sono cose brutte e cattive. Poi un'altra cosa che devi dire dopo che te la fanno, devo dirlo, cioè voi l'avrai visto quando te l'ho fatta, e io ti dico Kusaludi di Srevana e l'altra persona, tu in particolare, devi rispondere Deoti Duvagili, perché praticamente è qualcosa che dobbiamo ringraziare il Signore se ci ha permesso di fare questa benedetta medicina. Grazie. Prego, volentieri.